Filippo Turetta è stato trasferito dalla sezione protetti del carcere Montorio di Verona a quella di media sicurezza assieme ai detenuti comuni. Condannato all'ergastolo dal Tribunale di Venezia il 3 dicembre dell'anno scorso per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, Turetta era stato arrestato in Germania il 19 novembre 2023 al termine di alcuni giorni di fuga e quindi rinchiuso 6 giorni dopo nel carcere di Verona. Durante tutto il periodo di detenzione, il 23enne era finora sempre rimasto nella sezione protetti. Il trasferimento coi detenuti comuni è avvenuto questa settimana. Una decisione che pare essere motivata dal sovraffollamento della sezione riservata agli autori di reati di forte riprovazione sociale, ma anche dalla scelta di far proseguire il percorso di recupero di Turetta nelle altre aree del carcere. I legali del giovane non avrebbero avanzato alcuna opposizione al trasferimento, limitandosi al momento a sollecitare però una particolare attenzione per un detenuto che tornerà sotto la luce dei riflettori quando saranno depositate le motivazioni della condanna all'ergastolo. Questo avverrà non più nei primi giorni di questo mese, ma a metà del mese prossimo, dopo che è stato concesso uno slittamento di 40 giorni rispetto al termine di 90 per il deposito.